Ad Agrigento domani martedì 6 dicembre al Villaggio Mosè al Palacongressi alle ore 20:30 sarà in scena L'uomo dal fiore in bocca, libero adattamento di Roberto Cavosi del celebre monologo di Pirandello con Sebastiano Lo Monaco, Claudio Mazzenga e Barbara Capucci. Oh, ecco, stiamo preparando uno spettacolo, insomma, uno spettacolo bello, insomma, sarà un bellissimo spettacolo ad Agrigento. Noi debutteremo il 6, insomma, il 6 dicembre alle ore 20:30, che poi inizierà alle 21. E qui c'è Barbara Capucci, Claudio Mazzenga, lo spettacolo è con Sebastiano Lo Monaco, che è il protagonista, e la regia è di Alessio Pizzek. E Barbara, di qualcosa? Devo dire qualcosa sicuramente, io vi invito a venire perché è una prima nazionale, quindi insomma avrete l'occasione appunto di vedere per solo per la prima volta questo adattamento, quindi dell'uomo dal fiore in bocca, ultima recita, e quindi venite numerosi martedì sera alle 20:30, 6 dicembre, al Palacongressi, Villaggio Mosè. Sì, volevo anche dire, sì, appunto è la prima volta che si fa questo spettacolo, quindi è un'anteprima nazionale e ci saranno anche un paio di spettacoli per le scuole, sia martedì mattina alle 10 che mercoledì mattina alle 10, ma noi vi aspettiamo, il pubblico vero, quello caldo delle prime, lo aspettiamo martedì sera per Teleacras. Teleacras. Allora, insomma, spettatori Venite. televisivi di Teleacras, venite.